Allora, ho promesso che non avrei fatto un discorso tradizionale, anche perché tra le tante cose belle di questa sera è che c'è il doppio delle persone che erano state previste, e questo mi fa introdurre l'argomento finale che voglio usare e che però per me è quello centrale. Quando Caterina ha detto siamo nella fase finale del berlusconismo, c'è stato un mormorio in cui c'era al tempo stesso speranza e preoccupazione, no? Perché è una frase che, diciamo, è più o meno dal 95 che si usa. Allora, io voglio dirla in questo modo. Perché purtroppo Berlusconi ha avuto un consenso popolare molto vasto. Si dice noi lo abbiamo battuto 2 volte. Sì, l'abbiamo battuto 2 volte, ma una volta l'abbiamo battuto perché era separato dalla Lega, nel 96, era l'esperienza del governo Prodi, la campagna elettorale che facemmo, vincemmo, ma vincemmo perché erano separati loro e la Lega. La seconda volta, nel 2006, abbiamo vinto in un ramo del Parlamento, non abbiamo vinto neanche in termini numerici nell'altro ramo del Parlamento. Quindi il berlusconismo è stato ed è perché guardate che dopo tutto quello che è successo, che Berlusconi abbia ancora un indice di consenso del tipo di quello che viene misurato dai sondaggi, ci racconta di un paese di cui l'insegnante che ha parlato prima ci ha raccontato anche la mutazione antropologica di sistema di valori, che noi non dobbiamo sottovalutare. Però io credo che ci dia oggi, visto che siamo sicuramente in una fase nella quale, per varie ragioni, questa esperienza politica, e guardate che se la Lega fa così è perché lo ha capito, perché la Lega è una specie di cane da tartufo, stava con Berlusconi finché gli serviva, adesso che Berlusconi vacilla tende a mollarlo, e il fatto che dica alle amministrative andiamo da solo, sono tutti segni che è cominciato anche dal loro punto di vista una fase successiva. Però a noi spetta il compito di fare in modo che non ci sia un mormorio, giustamente, quando si dice c'è la crisi del berlusconismo. Io, come sapete, lo penso da molti anni e lo penso da quando è nato il PD, e credo che il PD sia nato per questo. Il berlusconismo non finirà finché non crescerà una credibile alternativa al berlusconismo, che porti l'Italia in un'altra direzione e che indichi al Paese una sfida di cambiamento e di modernizzazione tanto forte da poter essere appassionante e da conquistare la maggioranza degli italiani, che non è solo portare a votare tutti i nostri, che è importante, ma strappare dei voti dall'altra parte. Perché ci sono persone che hanno votato dall'altra parte, convinte che quella fosse una strada di modernizzazione, o magari perché non avevano simpatia anche dell'eterogeneità dei nostri schieramenti. Oggi noi abbiamo il dovere e la possibilità di mettere in campo una sfida di innovazione. Per questo la parola difendere va bene, ma noi non possiamo apparire uno schieramento di catenacciari che difendono tutti, perché uno guarda questo paese e si chiede cosa ci sia da difendere. In questo paese c'è quasi tutto da cambiare radicalmente. Il problema è il segno del cambiamento, è la natura del cambiamento. Bisogna mettere in discussione l'organizzazione del nostro welfare, sì, ma una cosa è farlo in nome di una logica spregiudicata di affermazione di una cultura dell'individuo contro quello della comunità, un'altra cosa è ripensarlo dentro una società come quella che ci è stata descritta prima. Bisogna porre il problema del superamento della condizione spaventosa dell'atipicità, chiamiamola così, che in realtà si chiama precarietà, della condizione di vita di milioni e milioni di giovani italiani. Dobbiamo dire che la scuola e l'università devono cambiare, ma devono cambiare come loro hanno detto, non lungo la linea dei tagli che abbiamo conosciuto con il ministro Gelmini. Dobbiamo dire che bisogna fare nuove politiche ambientali ed ecologiche, e che l'idea, io condivido, io penso che lo ritireranno perché si sono infilati in una storia con questa vicenda del nucleare. Adesso hanno già cominciato a dire saranno le regioni a decidere. A parte che tutte le regioni di destra hanno detto che non se ne parla neanche, ma poi si dimenticano il fatto che l'Italia non sono gli Stati Uniti. Uno mette una centrale nucleare in California, a New York,
Voi provate a mettere una centrale nucleare, dice la Toscana, adesso dico una regione per dire, la Toscana ha detto di sì e ha pensato di metterla al confine con l'Umbria. Non se ne farà una. Questo è un paese in cui purtroppo non si è riusciti neanche a fare i termovalorizzatori, figurarsi se si riuscirà a fare delle centrali nucleari di terza generazione dall'esito incerto. Mettiamoci una pietra sopra e investiamo su quello che il nostro paese può coltivare come sua specialità e questa regione può coltivare come particolare specialità tutte le energie rinnovabili, abbinate a risparmio energetico, abbinate anche, fatemelo dire, ad una cosa che un vostro conterraneo disse tanti anni fa e per la quale fu preso in giro e fu attaccato e che però credo oggi tutti quanti riscopriamo anche nel suo valore culturale, civile e persino morale. Enrico Berlinguer la chiamava l'austerità, ma che cosa intendeva con la parola austerità? Non una nuova forma di francescanesimo, ma un nuovo rapporto tra il progresso e lo sviluppo. Tra il progresso e lo sviluppo, non l'idea che si possa spingere l'acceleratore del progresso come se si fosse su una strada nella quale non c'è nessun altro, ma come l'idea che tu devi costantemente armonizzare la crescita con la qualità, che non basta la quantità ma serve la qualità, che il prodotto interno lordo ti dice qualcosa ma non ti dice tutto, perché puoi avere un prodotto che cresce e una società che si imbarbarisce. Allora noi abbiamo bisogno di recuperare tutta intera per noi stessi l'ambizione di essere la forza del cambiamento possibile e la forza della maggioranza possibile. E dobbiamo lanciare un messaggio di cambiamento molto forte e molto radicale. E al tempo stesso non dobbiamo avere paura, insieme al programma, io mi sono sforzato all'ingotto di dire quali secondo me dovrebbero essere le caratteristiche di un programma di innovazione. C'è un lavoro che sta facendo il partito nelle sue assemblee nazionali per la definizione di un'identità, ma insieme al programma serve una visione, serve un messaggio, serve un sistema di valori. Serve far capire a questo paese stanco, sfibrato, incattivito, questo paese pessimista, questo paese, io ero sabato, io sto aiutando dei ragazzi vicino Viterbo a fare un parco letterario dedicato a Pasolini, perché Pasolini aveva una casa lì. Siamo andati per fare l'iniziativa e mi hanno portato in una scuola, ho pensato a quello che avete detto voi prima. E allora ho chiesto, siccome è un piccolo comune, dico ma questa scuola funziona? Dice no, l'hanno chiusa. Una scuola senza bambini è un ossimoro. E chiudere una scuola vuol dire che di bambini non ce ne saranno sicuramente più in quel comune. Noi abbiamo bisogno di restituire speranza, di restituire voglia di vita. C'erano 800.000 ragazzi di 18 anni nel 1981, ce ne sono 500.000 adesso. Noi abbiamo bisogno di restituire al nostro paese voglia di futuro e questo lo si fa anche parlando di valori, anche andando controcorrente, anche non avendo paura di dire delle cose che in quel momento possono apparire sbagliate, ma che sono un investimento sul futuro. Io rimango dell'idea che una società che non sia comunità, una società nella quale non ci sia un senso di relazione tra gli uni e gli altri, una società in cui si pensi che è lo Stato che deve fare tutto e poi non riesce a fare nulla e che tra lo Stato e l'individuo non c'è nulla, perché è una società che affida al compito pubblico la soluzione di tutti i problemi e affida all'egoismo individuale, all'idea che nulla deve intervenire se non nell'ambito della mia sfera individuale di competenza, la soluzione dei problemi. No, in mezzo c'è un'altra dimensione, ed è la dimensione della comunità, della solidarietà, del darsi la mano, del rispettare gli altri, dell'essere accoglienti e non chiusi. Una società egoista è una società socialmente e civilmente, è una società che finisce con la violenza. È sempre stato così nella storia. E la gente comincia a sentirlo questo. Se voi andate nelle scuole a parlare con i ragazzi, sentite una generazione molto diversa da quella del passato, con tutte le sue contraddizioni. È sempre stato così. Ci sono stati sempre dei momenti in cui si succedevano fasi di individualismo e fasi di solidarismo. Allora un partito democratico che scelga la via dell'innovazione, che non stia con la dannazione delle alleanze come il fine della sua politica. Le alleanze, guardate, non solo le alleanze, persino governare non è il fine di un partito. Se un partito mette come fine il governare, se non governa
si sfarina. Il fine di un partito come il nostro è quello di cambiare. Cambiare una città, cambiare una regione, cambiare un paese, cambiare. Lo si può fare governando e allora governare diventa, come è giusto che sia, un mezzo. Lo si può fare dall'opposizione, perché un paese si può cambiare anche dall'opposizione. Lo si può fare accettando sfide e io voglio dire tutto il mio sostegno, il mio apprezzamento e l'impegno che tutti noi metteremo perché Massimo Zedda possa vincere le elezioni da sindaco a Cagliari. Massimo può portare in questa città un vento di novità e di energie delle quali abbiamo bisogno. Il Partito Democratico deve rappresentare per tutta l'Italia questo. Non essere, come posso dire, ogni giorno alle prese col problema di che cosa ha detto qualcun altro, ma recuperare un rapporto diretto con la società, parlare il linguaggio delle persone, condividere e indicare una strada, una visione e un cammino possibile. Perché vedete, in politica come nella vita, sicuramente la meta è importante, ma più importante della meta è il viaggio. Più importante della meta è avere sempre e costantemente la voglia di scoprire luoghi che non hai visto, che non hai conosciuto, di accettare sfide che pensavi di non accettare, di non avere paura di uscire dal tuo guscio, di non avere paura di guardare il prossimo e sentire dentro di te che quella cosa che stai dicendo corrisponde ad una bussola etica condivisa. Un partito così deve essere un partito aperto, non un partito di correnti, non un partito di capibastone, non un partito di persone che pensano uno e gli altri corrispondono. Un partito di persone che ciascuno con la sua testa contribuiscono a fare una comunità in cui tutti ragioniamo meglio. Questo è il partito che dobbiamo fare, questa è la sfida che ci riguarda e se posso dire, oggi mi sento di dirlo, mi sarebbe piaciuto potuto dire, buonanotte, mi sarebbe piaciuto poterlo dire 2 anni fa. Noi abbiamo 2 anni fa ottenuto un risultato elettorale, in questa terra abbiamo preso il 36% dei voti, nelle condizioni politiche più difficili, perché c'era stata la vicenda del governo Prodi con tutte le sue contraddizioni. Oggi nelle condizioni più facili noi abbiamo il dovere di immaginarci oltre quel risultato. Noi abbiamo un elettorato potenziale del 42%. Siamo il partito che ha l'elettorato potenziale più grande. È lì che dobbiamo puntare. Perché l'Italia diventerà un paese moderno e giusto solo se ci sarà una grande forza riformista che sappia scegliere la via dell'innovazione con la qualità sociale che noi per la nostra storia e per il nostro DNA rappresentiamo. Questa è la nostra sfida, questo è il nostro compito. Se posso dire stasera, questo nostro incontro, questa nostra assemblea dà fiducia, dà forza e credo dia a tutti noi la sicurezza che fare un grande Partito Democratico per corrispondere ai nostri doveri e alle nostre responsabilità è possibile. Grazie.